Doveva rientrare in Italia proprio in questi giorni con un volo di Stato. Purtroppo non ce l'ha fatta Sabrina Bullaro, 38enne padovana malata di fibrosi cistica che da ottobre si trovava in Giappone. Giovedì scorso la Regione Veneto aveva confermato il rientro della donna che da mesi si trovava bloccata a Tokyo, dove si era recata per studiare lingua e cultura giapponese. Sabrina era partita ad ottobre, poi lo scoppio della pandemia l'aveva bloccata nel paese che tanto amava. Nell'ultimo periodo le sue condizioni erano peggiorate. A maggio, infatti, era stata colpita da una polmonite che su di lei, affetta di fibrosi cistica, malattia genetica che colpisce proprio i polmoni, ha avuto conseguenze pesanti. Sabrina è stata ricoverata in ospedale a Tokyo, ma necessitava di cure che solo un centro specializzato come quello di Verona era in grado di darle. La corsa contro il tempo per trovare un volo che le permettesse di viaggiare in sicurezza, poi l'ultima videochiamata sabato con la famiglia. Sabrina era molto provata, si è spenta in ospedale a Tokyo, città che amava. Ora i suoi cari l'attendono a Padova per poter celebrare i funerali.